lunedì, si fa fatica a dire sempre buon lunedì, ma buona giornata a tutti quanti amici di Io Compro Siciliano Live. Noi siamo pronti per una nuova intensa settimana in cui raccontarvi come sempre di cose e di storie bellissime. E allora diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi che è Max Serradifalco. Ben arrivato a Io Compro Siciliano Live, Max. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo un po' dalla tua storia e poi entriamo nel vivo di quello che è il Friends for the Earth che dobbiamo raccontare quest'oggi, questo portale che ha preso vita da pochissimo tempo ma che può unire il mondo e questi amici del mondo. Partiamo da te, perché tu sei un fotografo, ti occupi Mhm. soprattutto di paesaggi. Me lo vuoi raccontare tu? Esatto, allora sì, nasco come fotografo paesaggista circa adesso poco più di 10 anni fa. Facevo il grafico nella vita, quindi ero impiegato in una grande azienda, tipo, quindi facevo impaginazione cataloghi soprattutto. Nei weekend andavo a fotografare, quindi un po' avifauna selvatica, paesaggi, insomma, quella era la mia passione. E quindi nulla, fotografando nei weekend iniziai a dedicarmi alla fotografia paesaggistica. Tra l'altro c'è un aneddoto molto grazioso, non so se è il caso di raccontarlo. In realtà Sì? si appassionò mio fratello alla fotografia, non io. Ah, Mio fratello così comprò questa reflex, iniziò a fotografare. Durante un'uscita, facevo già il grafico, disse a mio fratello, eravamo ad Erice, quindi c'era questa vista delle Eolie al tramonto molto particolare, ho detto, ma guarda, prestami la macchina fotografica che ho visto una scena, vorrei fotografarla. E allora gli feci questo scatto. Poi tornando alla mia prima fotografia, no? In modo professionale, diciamo così. No? Quindi dico, tornando a casa, tipo, vidi che comunque dico, non era male quello scatto, la feci partecipare a un concorso fotografico WWF in Campania e mi diedero il primo ok. premio. Ho detto, caspita, Ma ha dico, partecipato anche tuo fratello a quel concorso o no, no? no, 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 perché no, no. Sì. No, 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 soltanto io, quindi... è ancora tuo fratello. Possiamo confermare che siete rimasti Certo, fratelli. certo, certo, Non c'è stata una No, no, strappo in due dell'albero no, genealogico. non c'è competizione tra fratelli, no, 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 ci vogliamo sempre più bene. E quindi dico, cioè, proprio mi misi alla prova, tipo, con la fotografia per dire, vediamo un po', partecipiamo a questo concorso. E dice, che caspita, dico, uno scatto ho fatto, dico, ma sai che ti dico? Invece di andare a passeggiare tra i boschi, magari nei sentieri, giusto per il piacere di farlo, mi porto anche una macchina fotografica. Quindi comprai una reflex anch'io e iniziai così a fotografare, quindi il paesaggio. Sì, questo è un po' Ah, l'inizio, l'esordio della mia fotografia, del mio essere però fotografo. non si fotografa solo ed esclusivamente con la macchina fotografica. Ora so che la gente che è collegata dice Eliana, ma che stai dicendo? Fotografia, macchina fotografica, dici col cellulare. No, non intendo quello. Ma sembra tanti fotografi ti darebbero ragione perché ovviamente la fotografia non la fa la macchina fotografica, ma la fa il fotografo. Mhm. Eh, e quindi ovviamente c'è un'operazione intellettuale, ovviamente, tipo nella fotografia. È come se l'esempio banale che portano un po' tanti, se stessimo in 10 nello stesso luogo, fotograferemmo 10 cose differenti perché ognuno di noi ha il proprio modo di vedere il mondo, di vedere le cose. Per esempio, sul web con le mappe dei satelliti, che cosa si può fare? E stiamo Allora, parlando sempre di fotografia. succede che nel 2011, fine 2011, io facevo il grafico, ma ero un po' stressato anche nella mia vita, dico, perché mi ritrovavo 8 ore di ufficio continue, dico, insomma, solo i E ancora weekend. non avevi vissuto il 2020. Tutti pensavamo di essere stressati nella vita prima del Ma sì, 2020-2021. guarda, io non vorrei risultare antipatico, dico, ma io nel Eh? 2020 non sono stressato la vita, dico, anche perché vivo comunque in un'area di verde, insomma, quindi insomma, questo mi ha un Ok. po' aiutato. Mhm. Mi sono anzi reinventato nel 2020 con la piattaforma Friends for the Earth, che poi appunto ne parleremo. Quindi cosa succede? Che nel 2011, forte di questo grande desiderio di fotografare, ma il tempo non c'era, ero sempre super impegnato lì al lavoro di grafico, quindi che succede? Che guarda le mappe di Google Earth oggi, guardale domani, vai a osservare Ma tu un parco. perché le guardavi? È perché volevo andarmi a fare un safari in Kenya o volevo andare Ok. nei grandi parchi americani. Ah, E quindi quindi stavi studiando quello che volevi andare a vedere e poi esatto, magari fotografare dal vivo. esattamente, questo era il mio obiettivo. Quindi E poi andare a uno dice, studiare. perché aspettare?
Ma poi forse il grafico che in me, insomma, guardando queste mappe ho iniziato a vedere dei segni grafici della Terra, delle forme particolari, insomma, poi la creatività, sai, insomma, questo aiuta a immaginare. E quindi guarda oggi, guarda domani, insomma, ne parlai anche con Aldo Gerbino, che è un noto critico palermitano, con cui impaginavo dei libri in quel periodo. E dissi, professore, ma che ne pensa un po' di questa idea? Ma se mi mettessi a fotografare attraverso il web, con uno screenshot, senza macchina fotografica, dico, ma sarebbe anch'essa fotografia? E mi disse, sperimenta e mi fai notare, poi man mano che vengo mi fa vedere quello che fai. Quindi niente, partì questa sperimentazione, Cioè, ogni quindi sono settimana. effettivamente degli screenshot, cioè tu fotografi quell'istantanea dello schermo. Esattamente, sì, c'è un processo poi molto particolare, insomma, perché tu considera che io attraverso uno screenshot riesco a ottenere un file di 200-300 dpi a un formato 1,40 m. Che Quindi cosa comunque significa per i comuni mortali? significa che è una risoluzione stampa eccellente, quindi per la fine art. Quindi, Ok, mentre uno screenshot di solito classico è a 72 dpi. ok. Per intenderci. La risoluzione web è di solito 72 dpi e la risoluzione stampa fotografica dovrebbe essere minimo 200 dpi, da 200 in su. Non è una roba che poi guarda, mi dispiace perché se vi facessimo vedere queste immagini ci sarebbe veramente da rimanere senza fiato. Io ho avuto modo di vederle qualche tempo fa in un'altra intervista e per cui ci vuole anche grande attenzione perché effettivamente sono delle foto, come dici tu, a metà tra dei segni grafici e una fotografia di un luogo, perché tu riesci a catturare degli istanti di questi luoghi e quindi immaginarli anche su grandi dimensioni non fanno altro che enfatizzare questa sensazione. Sì, ma c'è di più perché non è che non mi sono limitato a fotografare attraverso la prospettiva satellitare, ma a reinventare le forme del paesaggio. Quindi sono nate diverse serie fotografiche, una per esempio è la serie Earth Portrait, dove attraverso le forme di colline, montagne, escono fuori dei ritratti, dei veri e propri ritratti. Ne abbiamo visti alcuni la volta scorsa, Sì. dico, ma sul sito potete vedere tutte le mie serie. Oppure Dove possiamo vedere le tue serie fotografiche? Ecco, questo è uno spunto interessantissimo. allora, o sul mio canale Instagram Max Serra di Falco, Ok? oppure direttamente sul mio sito che è www.maxserradifalco.com. Ok, facile. Tra l'altro c'è lì il sottopancia per tutta la puntata, quindi per chi si collega, digita Max Serra di Falco e si ritrova di Max Serra fronte di a Falco. queste immagini particolari. Sì. Anche È tutto. tramite Google. Google Immagini, se digitate il mio nome su Google Immagini vi spuntano una serie di opere, esatto, di mostre che ho fatto in giro. Sai che lo sto facendo al volo, mi fa venire la curiosità. Adesso lo cerco perché comunque è bellissimo quello che si può riuscire a vedere. Da tutto questo sicuramente comunque nasce un grande interesse per l'ambiente, ragazzi, sto vedendo delle cose, fatelo, se avete un altro dispositivo accanto a voi mentre seguite questa diretta, digitate Max Serra di Falco e dite ok, vabbè, è un pittore forse, perché quelle che vedo non possono essere delle istantanee del mondo vero. Come fanno ad essere delle istantanee del mondo vero, Sì, Max? questa è la magia. Cioè, alla fine io fotografo, ma è come se dipingessi. Sì. Impressionante, impressionante, è veramente bellissimo. Ok, Allora, non vorrei vabbè, sì. sembrare di parte, però se lo fate anche voi avrete la stessa reazione che sto avendo Grazie, io in grazie. questo istante. Anzi, Chissà. vi do qualche secondo per andare a digitare anche voi. Mandiamo un piccolissimo spot e poi torniamo insieme a Max Serra di Falco perché ok, lui è bravissimo, però c'è un progetto in particolare del quale vogliamo parlare, che è un portale assolutamente dedicato al mondo ecosostenibile e ne parliamo fra pochissimo insieme. A dopo. Voilà. Eccoci, dopo aver visto per qualche istante e rivisto il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com dove potete trovare il meglio dei prodotti made in Sicily, ma anche il tuo sarebbe un prodotto made in Sicily, se ne potrebbe parlare perché la gente che vuole il meglio del made in Sicily, anche la tua arte lo è. Ma andiamo agli ultimi mesi perché Friends Mhm. for the Earth è un progetto neonato praticamente.
Nato allora concettualmente come idea fine 2018. Poi succede che ero sempre impegnato sia nel pratico che mentalmente focalizzato sulla mia arte, sul mio percorso, quindi non avevo il tempo da dedicare. Succede appunto che inizia il lockdown, mi ritrovo a dover annullare le varie mostre in programma, e quindi ho detto, beh, in qualche modo dico, non si possono fare esposizioni d'arte, devo reinventarmi. Cosa fare? Allora, mandiamo avanti quel progetto bellissimo che avevo pensato, quindi di dare visibilità a tutti coloro che oggi si stanno impegnando realmente nell'essere sostenibili in ciò che fanno. Anche questa è una cosa da non sottovalutare. Quando abbiamo un progetto, un'idea, puoi avere l'idea ma non essere il momento giusto, non significa che l'idea non sia giusta. Il sogno nel cassetto, in questo caso il progetto nel cassetto, non è abbandonato, è lì, aspetta soltanto il momento giusto e questo è il caso del portale. Esatto, ne ho di altri, dico, ma quelli magari ne parleremo in futuro. Ogni cosa a suo tempo. E quindi che cosa Già, hai esatto. pensato? Qual è l'idea alla base di questo portale? Allora, lì è tutto un processo perché poi sai, le idee sono frutto di un processo poi mentale, tipo che si vanno sommando. Lì ero inizialmente deluso dalle varie coppe internazionali, no? Questi eventi che fanno, dove, parliamoci chiaro, dico, da 60 anni si parla di surriscaldamento globale, si parla di emissioni, di surriscaldamento del pianeta, ma da 60 anni veramente si è fatto poco e nulla, anzi oggi veramente stiamo dando un'accelerata, dopo il 2020 veramente sta cambiando il mondo, c'è una prospettiva nuova, una visione nuova, ma fino al 2018-19, cioè tutto andava a crescere, a peggiorare, le emissioni, la distruzione del pianeta, insomma inarrestabile sembrava, no? Anche noi Eh, abbiamo fatto delle puntate dedicate al tema dell'ambiente, quantomeno si prova a parlarne, però si può fare di più. esatto. Oggi c'è veramente una coscienza, dico, che in tutti si sta svegliando questa coscienza ambientale. E meno male, per fortuna, che finalmente anche in Italia, dico, stiamo avendo questa consapevolezza. E quindi succede che, deluso appunto da tutta questa situazione, che il grande accordo del 2015 di Parigi, per esempio, dico, ma nei risultati, insomma, stanno facendo veramente pochissimo gli stati. E quindi cosa ho detto? Allora, diamo visibilità, partiamo dal basso, tanto le rivoluzioni partono sempre dal basso, dico, non ci aspettiamo che siano i grandi a fare le grandi cose, ma vediamo cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, impegnandoci e lavorando. E quindi ho detto, partiamo nel dare visibilità a tutte quelle aziende, quelle persone che oggi stanno facendo sostenibilità, stanno impegnando sostenibilità e magari la gente non sa come trovarli o non sa chi siano. E quindi nasce l'idea, appunto 2010-2020 ho questa possibilità di sedermi e rimanere concentrato per una settimana nell'ideare la piattaforma come doveva essere, come essere sviluppata. Chiamo dei collaboratori che sono Pagine Verdi, si chiamano, sono di Palermo, che mi hanno realizzato la piattaforma con le mie indicazioni. Tanto abbiamo realizzato la piattaforma che è appunto www.friendsfortheearth.com e lì abbiamo iniziato ad invitare i primi membri. Dal nome che non penso sia scelto a caso, intuiamo che c'è anche un'ambizione di sviluppo internazionale per questo progetto creato da palermitani, ma che è un'idea che non ha confini. Assolutamente no, ma di solito tutto il mio pensiero, tutto il mio modo di fare non ha confini, come anche la serie, per esempio, delle Earth Flags, no? Dove ho composto le bandiere delle nazioni con i vari paesaggi della Terra, quindi per dire che dobbiamo essere considerati cittadini del mondo, anzi abitanti del mondo, e poi Comunque cittadini questa di... cosa mi fa impazzire, cioè tu ti metti lì a guardare, cioè, funziona al contrario, tu cerchi i paesaggi e poi dici questo somiglia oppure hai idea di quello che vuoi trovare e vai alla ricerca. Prima nasce la serie. Ok. Prima, prima nasce la serie, che è tutto concettuale poi alla fine. È un po' come l'arte contemporanea che dopo che l'hai vista dici, ah, ma potevo farlo anch'io. E vabbè, però non l'hai fatto. Vabbè, è troppo facile. Chiedo al nostro Esatto. Nicolò Acquisto in regia di farci navigare un po' sul portale Friends for the Earth. Vediamo cosa succede quando andate a digitare queste tre paroline, queste quattro paroline, che cosa vedete. In cui ci puoi anche commentare questo video. Ecco. Allora, quindi possiamo scegliere la lingua, si può Mhm. tradurre tramite un plugin di Google Translator in tutte le lingue del mondo. Quindi così appunto come dicevi tu, dico, nessuna barriera, quindi siamo veramente
aperti all'intero mondo. Vediamo che Ok, vuole essere proprio la web community della green economy, c'è proprio esatto. scritto. Sì, Ovvia- assolutamente. Quindi chi siamo, insomma, quindi spiega un pochettino la nostra missione, quindi come è nata, l'importanza che ha, i nostri obiettivi, quindi in maniera molto semplice, diretta. Si parte dalla condivisione proprio di una cultura, di uno stile di vita, di obiettivi grandi, ma anche poi appunto dare accesso alle aziende, a chi lo interpreta già nelle proprie mission aziendali questo credo, ecco. Esattamente, sì, dare visibilità e promuovere tutte quelle aziende, diciamo, green, che sono attualmente in giro per il mondo. Ce ne sono Però parecchie, non solo stanno... i professionisti, leggo anche se sei un individuo. Sì, perché Cioè, comunque aprire un profilo sulla piattaforma è totalmente gratuito. Non era, cioè la mia intenzione non era quella di andare a lucrare su qualcosa, ma era veramente quello di mettersi a disposizione per qualcosa di nobile e di importante. E quindi avere un profilo è un premio per chi oggi si sta occupando di sostenibilità. Era inteso così. E quindi, ad esempio, oggi per esempio succede che in tanti mi ringraziano e mi dicono: ah, ma sai quante cose bellissime stiamo scoprendo attraverso questa piattaforma? Oppure tipo che so, appena dedichiamo un post sulla nostra pagina Instagram, tanti vanno lì a contattare quel membro, a fare complimenti o magari anche acquistare i loro prodotti, per esempio, no? Eh sì, Succede anche anche questo. perché tra l'altro avendo questo sviluppo privo di limiti e confini, c'è la possibilità di scoprire anche delle realtà. Noi promuoviamo il Made in Sicily all'interno di Io Compro Siciliano e continueremo a farlo sempre, ma non tutto lo possiamo trovare vicino casa. Magari ci sono Certo. determinate situazioni che, Però sai, ad che... esempio... Questo l'ho visto da qualche parte. Questo tipo antipatico, sì. Max, qui c'è la tua storia, qui non sei Dice solo in questo Sandro progetto. Primavera, quindi che sì, sulla commissione ci aiuta lui, è un noto geologo. E poi abbiamo Carla Andrea Fundarotto, che è nota E giornalista, saluto e ringrazio. sicuramente ci sta seguendo. Quindi parte da tre siciliani quest'idea di arrivare a tutto il mondo. Sì, oddio, diciamo che il laboratorio è tutto qui dentro. Poi ovviamente non si può rimanere da soli nel fare qualcosa di così grande e quindi c'è bisogno di chiamare aiuto. Quindi Sì. qua vediamo, c'è un modulo da Modulo. compilare per poter accedere, poi sei sempre tu a fare anche la selezione, immagino. Ovviamente ci sono io, ma c'è anche appunto Sandro Privitera che è un grandissimo esperto e non solo, quindi insomma, dico, poi ovviamente ogni domanda viene valutata attentamente, quindi prima di E accettarla. mi dicevi che c'è grandissimo interesse a livello nazionale, inizia ad arrivare qualcosa dall'Inghilterra, per esempio. Sì, allora attualmente siamo a 289 rispetto al video che qua vedevo 277, quindi andiamo crescendo di solito di 50 membri al mese. Sì, in Inghilterra ce ne sono attualmente 15-18 aziende. Vediamo intanto le categorie dal design alla cosmetica, ingegneri ambientali, ovviamente trattandosi di questo, organizzazioni di protezione dell'ambiente, volontari ambientali, il fulcro è quello. Sì, un po' tutte le categorie, un po' tutto tondo deve essere, quindi chi cerca la sostenibilità qui troverà un po' il meglio. Sì, c'è Eh, edilizia, bioedilizia, frutta, Amici succhi. degli animali, geologi, energia verde, cioè è la green economy e la green economy non ha limiti né confini. Assolutamente, abbiamo inserito ultimamente una delle novità che ho inserito la categoria delle migliori app per una scelta di vita sostenibile. Ah, Proprio sì, anche ok, lì. perché ovviamente ci si dà da fare, però forse tutti i percorsi sono stati percorsi di singoli, quindi il fatto di poter unire le forze, un po' come facciamo noi qui all'interno di Io Compro Siciliano, speriamo di essere più incisivi in questo modo, speriamo che, come dicevi tu, Assolutamente dalle sì. tante parole che ci sono state in passato, perché siamo stati lì a sentire tutti
giornali parlare di Greta Thunberg, abbiamo sentito tante voci che si sono alzate proprio per dire attenzione, abbiamo bisogno di fare qualcosa. Chi quel qualcosa lo ha fatto, lo sta facendo, può essere trovato in questo modo. Volevo vedere un paio di messaggi prima di Sì. salutarci, giusto così È per già dare passata spazio. mezz'ora? Sì, È sì, i già nostri volata 20 mezz'ora? minuti, sì, sì, sono Ah. andati via. Salutiamo John Blandi che ci segue da New York e anche lì in America c'è un gran discutere sulle questioni ambientali. Ci sono campagne presidenziali che si sono giocate anche Sì, su questo. infatti, per fortuna, insomma, dico, è salito Biden. Tito Puleri che dice buon inizio settimana, noi lo salutiamo, e Luca Leonardi che ovviamente ha cercato informazioni su di te, dice fotografo paesaggista, ideatore della community Friends for the Earth, della piattaforma che racchiude queste diverse figure di rilievo e ve le abbiamo raccontate fino ad adesso. Maurizio Tumminia, lo salutiamo, saluta tutti gli ospiti e tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Max, è stato un piacere poter parlare di questa piattaforma. È stato un Grazie a piacere te. anche e vi invito quindi ad andare a visitare Friends for the Earth e andare a guardare anche queste foto pazzesche che fa Max Serra di Falco. Continua così, mi raccomando. Noi ti Grazie mille. ringraziamo per essere stato qui con noi. Ciao. Soprattutto invitiamo tutti i nostri telespettatori a scegliere prodotti sostenibili, a cercare di impegnarsi nel cambiare stile di vita, quello è importante oggi. C'è È tanto da verissimo. cambiare, da migliorare. Sì. Hai fatto bene a sottolinearlo, visto che noi ci rivolgiamo a tantissime anche aziende, è un messaggio importante che possiamo trasferire, unire anche la green economy al Made in Sicily, e lì siamo over the top, visto che continuiamo con gli Comunque in inglesismi. Sicilia siamo molto ferrati perché ci sono tantissime aziende interessantissime, dico, non so se possiamo fare nomi, forse non possiamo fare pubblicità, però comunque in Sicilia ne Ce ne troverete, sono. ce ne sono, sì, almeno una cinquantina di membri, sì, credo, sì, o poco meno. E questo già è un passo in avanti, ci rende ancora più orgogliosi. Grazie ancora, Max. Grazie a te, ciao, grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti voi per averci seguiti anche quest'oggi. Noi ci rivediamo domani con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ciao!